Ben ritrovati con il nostro appuntamento giornaliero dedicato allo sport, venetoglobe.com e VG Radio. Cercheremo di dare un'occhiata veloce a quello che sta succedendo e cureremo principalmente la cronaca locale, regionale e trevigiana, nonché gli sport locali, alternando video ed audio nei nostri appuntamenti. Apertura dedicata al rinvio degli europei al 2021 era l'unica soluzione possibile e potrebbe sistemare alcune cose, oltre che nelle coppe, anche nei campionati italiani e non solo. Calciomercato, il Milan è caldo, parla Gazidis su Maldini, Ibrahimovic, la panchina futura e soprattutto i nuovi sponsor. Alla Roma piacciono i Gravenberch e Frattesi, Fonseca vorrebbe anche l'ucraino Mudryk. Il Napoli prepara 15 milioni di euro per Tsimikas dell'Olympiakos. La Fiorentina tenta Florenzi per farlo rientrare in Italia. Si torna a parlare di Formula 1, spunta l'idea di mandare i team in ferie adesso per cominciare a correre i Gran Premi nel mese di agosto. Intanto stanno meglio i positivi del circus della Formula 1. Qualificazioni olimpiche nel caos per il coronavirus. Il CIO sta studiando delle soluzioni, ma pensate che Federica Pellegrini non ha il minimo per Tokyo, però può contare sul tempo mondiale. Stessi problemi per Tortu nell'atletica e Vanessa Ferrari nella ginnastica. Malagò, il presidente del CONI, ha dichiarato che in questo momento bisogna navigare a vista. Per la cronaca trevigiana cominciamo la nostra carrellata di notizie dalla box e dalle qualificazioni per Tokyo in svolgimento a Londra. Lo erano almeno fino a ieri e a farne le spese anche la trevigiana Severin, vista la sospensione delle gare e qualificazione. Il caos è totale. Altri trevigiani nel mirino, questa volta dei cittadini. Vendrame e Sacia Modolo, ciclisti professionisti, hanno il diritto e la possibilità di allenarsi lungo le strade trevigiane e non solo, visto che per loro il ciclismo è lavoro, eppure vengono offesi ed insultati dai cittadini che li vedono passare per strada. Dalle 2 alle 4 ruote con la Settler Racing che ha deciso di disertare le 1000 miglia di Sebring e devolvere al sistema sanitario nazionale il budget risparmiato. La scuderia, di cui fa parte anche il pilota trevigiano Giorgio Sernagiotto, ha deciso di non partecipare alla trasferta americana in programma questa settimana. Fumata nera intanto dall'assemblea delle società del Guinness Pro 14 di rugby, indetta dal board ieri a Dublino. Il presidente Amerino Zatta e il DS Antonio Pavanello vi hanno partecipato via Skype. Si è deciso di bloccare e sospendere fino a data da destinarsi il Pro 14 e il rischio è che la manifestazione possa già considerarsi chiusa e finita per il 2020. Poi ci saranno degli annunci per i nuovi arrivi e si spera poi di decidere la ripresa dell'attività. Andiamo in casa Benetton. Mi raccomando, state a casa, c'è sempre qualcosa da fare. Io sto catalogando tutti i vini, se no mio papà si arrabbia. E seguite sempre le norme che il governo stipula e emana praticamente spessissimo. State vicino alla vostra famiglia, cercate di essere anche un po' altruisti in questo periodo e riposatevi in modo che quando ripartiamo a bomba. Un saluto, un abbraccio, ciao ciao. Nessuna intervista e commento concesso invece dai presidenti Maschio e Garbellotto in casa Imoco Volley Conegliano. La società ha creato una cortina imperforabile attorno allo staff e alle giocatrici presenti all'Imoco Village. Sembrano tutte presenti, comprese le americane, anche se le voci darebbero per partite già Ogbogu e Gertis. A Conegliano Hill invece e tutte le altre. Comunque, fino al 3 aprile, come vi ho detto, nessuna dichiarazione. La DeLonghi TVB per il basket è ferma come tutte le altre società del campionato italiano. In un primo momento la società del presidente Vazzolera aveva lasciato liberi i giocatori con intenzione di rivedersi il 17 marzo, ma la reunion si è poi allungata al 26 prossimo. Ferma anche la Reyer Venezia che sembrava decisa a mettersi in moto da ieri, ma così non è stato. Ferma anche Trieste. Ieri per il calcio regionale e trevigiano in particolare avevamo parlato della proposta del presidente Lorenzoni dell'Union Pro che ha chiesto alle società di firmare una richiesta di fermare e sospendere i campionati. Sono ben 35 le società con relative squadre che hanno aderito a questa iniziativa, che forse rimane anche l'unica soluzione possibile per poter poi ripartire dalla prossima stagione senza grandi problemi.